adesso iniziamo questo festival dedicato agli organetti e ad alcuni suoni identitari come la voce e anche come la chitarra. Partiamo da Andrea, che è il padrone di casa, che è colui che insieme alla Proloco ha tenuto in vita, ecco, è battezzato questa prima edizione. Andrea Marocciu, che si appassiona dell'organetto diatonico quando aveva 10-12 anni, siamo nel 2010 più o meno, perché oggi ne ha quasi 27, una bella passione perché anche lui riflette tantissimo sul fatto che Posada non è che sia ricca di organetisti. Allora si mette sotto, incontra il grande Giovanni Magrini, fa Torpegli, impartisce le lezioni, poi un percorso culturale e artistico che comunque concede ad Andrea di essere partecipe, oltre che con i gruppi folk locali, anche all'interno di alcune rassegne di folklore molto importanti, soprattutto dedicate all'organetto diatonico. Ti fai accompagnare da una coppia del mini gruppo folk della Proloco, e così, dov'è questa coppia? Arrivate? Venite? Vi facciamo fare un applauso anche a voi. Grazie Andrea. A proposito del mini gruppo folk della Proloco di Posada, buonasera. Saranno miei ospiti domani sera, insieme anche al tenore Remuno Elocco di Pinti, alla serata della Beata Vergine Assunta Bessude. Quindi se avete un'oretta libera venite in macchina e ci ritroveremo tutti a Bessude. Tu e i balli? Quali? Dimmi tu. Fai? Ballo brincato? Ballo brincato. Vabbè, vi lascio con Andrea Marocciu e questa stupenda coppia del mini gruppo folk della Proloco.
Grazie ad Andrea, grazie a questa giovanissima quanto fresca e bella coppia. Se li vuoi accompagnare all'uscita.